Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Buona settimana. Cosa accadrà in questi giorni? Direi che passerà una saccatura alla volta di lunedì. Saccatura significa tempo in peggioramento, però poi le cose dovrebbero cambiare. E cosa accadrà nel futuro? Direi che possiamo utilizzare una mappa in quota a circa 5500 metri che ci fa vedere appunto la risalita dell'alta pressione. Si tratta di una mappa che è incentrata a metà della settimana e di conseguenza ci dà buone notizie per quello che sarà il tempo nei prossimi giorni, ma dobbiamo partire anzitutto dal lunedì, giornata di lunedì, quando potete notare il tempo sarà incerto su molte regioni, pioverà molto al nord, specialmente sulle aree tra la Liguria e la Toscana. Lì dovrebbe piovere in maniera abbastanza intensa, quindi un occhio di attenzione. Per quanto riguarda martedì, il maltempo si trasferirà verso sud e sul resto del territorio, come potete vedere, il tempo è destinato a migliorare. E per quanto riguarda poi il mercoledì, avremo tempo buono su gran parte delle regioni, a parte qualche fenomeno a nord delle Alpi. Quindi la linea di tendenza è quella per un nuovo miglioramento del tempo che interesserà anche giovedì e con buona probabilità venerdì e sabato. Questo grazie alla rimonta dell'alta pressione che porterà tempo stabile dopo il lieve calo termico che ci sarà tra lunedì e martedì. Le temperature ritorneranno a salire nuovamente per farci godere una nuova novembrata dopo l'ottobrata che ci ha interessato nei giorni scorsi. Per ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon proseguimento di settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.